direttore artistico della Compagnia dei Papà, che sarà appunto ad allietare il pubblico questo sabato 30 maggio. Sì, Canoccio in Pretura è uno spettacolo nato nel 2010, il testo originario è quello di Marco Bortolin che poi noi abbiamo riadattato per le nostre potenzialità. È uno spettacolo, una commedia farsesca molto divertente, abbiamo inserito addirittura un cartone animato per presentare un po' la situazione. Questo spettacolo si intitola Canoccio in Pretura con il riadattamento di tutti i ragazzi della compagnia che hanno appunto contribuito a fare una macchina comica notevole. Canoccio è anche la donna delle pulizie, che è un nuovo personaggio che introduciamo proprio questa volta. Anche la donna delle pulizie è un antagonista. Da quando? No. In questo caso la donna delle pulizie non è un antagonista, ma che apre e chiude lo spettacolo in modo divertente, le gag comiche. Abbiamo creato ad hoc il personaggio. Un'altra nota comica, Lella Spazza, che sarebbe appunto la donna delle pulizie. Ne abbiamo nomi tipo Lella Spazza oppure Renata Minetto, che sono tutti nomi. Sarà fatto da Daniele Vaccari, ma lui ha questo modo, questo atteggiamento molto spigliato, molto naturale, che piace molto. In cui si parla di solidarietà. Sì, esatto. In questo caso l'ingresso è libero, esentarsi. Sai però che alla fine dovrai premiare un pochettino la buona volontà di sta gente che fa lo spettacolo e soprattutto la grande attività che c'è dietro. Il nostro premio è ottenere un risultato da poter donare alle associazioni, perché noi facciamo tutto gratuitamente proprio per questo, cerchiamo gli spazi gratuiti tutti quanti e vi aspettiamo il 30 maggio per Canoccio in Pretura all'auditorium della provincia.